Mi sentite bene? Adesso sì, ok. Possiamo aprire le nostre Bibbie, Salmo 122. Salmo 122 e dopo Salmo número 106. Ieri parlando con una persona, o privilégio que nós abbiamo, no? Di stare nella casa del Signore a lodare il Signore. E tante volte noi abbiamo perso questa grande gioia di stare a lodare il nostro Signore. Abbiamo perso questa gioia di stare in mezzo alla gente per lodare il Signore. Quando o popolo di Israele, o popolo di Dio, faceva de lunghe camminate per arrivare a un luogo per adorare il Signore, loro davano un grande valore. Eu conosco di certo luoghi che loro fanno una camminata di 3-4 ore per arrivare a un luogo per adorare il Signore. Noi abbiamo questo privilegio. E quando noi abbiamo la facilità di stare con la casa del Signore, con la gente del Signore, noi perdiamo questo valore. E il Salmo 122 inizia così: mi sono rallegrato quando mi hanno detto, andiamo alla casa del Signore. E oggi noi stiamo perdendo questa gioia, questa allegria di stare in mezzo all'adorazione. Noi stiamo perdendo la gioia di stare in mezzo alla gente, al popolo di Dio. E è questo un privilegio che solo noi abbiamo. E noi siamo qua oggi per adorare il nostro Signore, per offrire un culto, per vivere questa esperienza con Lui. Salmo 106 dice così: alleluia, celebrate il Signore perché Ele è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Chi può raccontare le gesta del Signore o proclamare tutta la sua lode? Di solito noi iniziamo un culto con la lode perché noi vogliamo celebrare al Signore. Na liturgia, na ordine di un culto, c'è questo momento di lode e adorazione. Perciò è questo momento che noi dobbiamo aprire il cuore e lodare il Signore. Aprire il cuore e gridare di gioia al Signore. Perciò che noi abbiamo questo momento di lode e adorazione. E noi non possiamo trasformare questo momento come un rito religioso, ma è un'esperienza di fede. Perché l'autore dice qua, perché Ele è buono. E quando eu comincio a experimentare, a conoscere questo Dio che è buono, eu só posso adorare. Quando eu perco questa esperienza, questa intimità con il Signore, perché io lodo? Eu non posso trasformare questo momento di lode in adorazione come una cosa che è qualcosa. Questo momento di lode e adorazione è profondo per noi. Perciò quando noi iniziamo questo cantico adesso, quando noi staremo cantando con questi cantici, noi staremo adorando al Signore. Tutto l'essere umano è nato con desiderio di adorare. E siamo noi a scegliere a chi adorare. Perciò iniziare questo momento, questo culto, è adorare al Signore. Perciò che tu possa vivere il culto no modo completo. Eu não posso trascurare nessuna parte. E questo modo completo é que eu inizio adorando ao meu Signore. Che cosa il Signore ha fatto per te questa settimana? Perché il Signore è buono per te? Perché il Signore è il tuo Dio? Perciò noi stiamo qua per iniziare questo culto cantando e adorando a quello che è buono. E l'unico buono è Dio. L'unica persona centrale di questo culto qua è il Signore. E è a Lui che noi in questo momento adoriamo. Preghiamo. Nosso Padre, Tu sei presente in mezzo a noi. Tu sei in mezzo all'adorazione. Io ti ringrazio, Padre, perché essere qui questa mattina è un privilegio. Quando ricordiamo, Padre, i nostri fratelli e sorelle sparsi in questo mondo,
che stanno facendo una camminata di chilometri per arrivare a un luogo di adorazione. Ma noi abbiamo, Padre, un privilegio di uscire di casa, entrare in una macchina, riscaldare quella macchina, arrivare qua. Che privilegio. Noi non possiamo, Padre, dare valore quando perdiamo. Noi dobbiamo dare valore quando abbiamo. E noi abbiamo questo momento, Padre, come Chiesa, di stare assieme in adorazione a Te. Che grande gioia quando mi hanno detto: andiamo a adorare al Dio vero, al Dio vivente, all'unico e vero Dio. Che privilegio, Padre, che noi abbiamo quando abbiamo ricevuto questo invito. Andiamo a adorare l'unico e vero Dio. E quando la tua Chiesa si raduna, inizia con questo cantico, inizia con queste canzoni, con queste lodi, perché questo fa parte, oh Padre, di una profonda e una vera adorazione a Te. Questo momento, oh Padre, non è un momento qualsiasi, è un momento di intimità, di riconoscimento che Tu sei buono. È un riconoscimento che le Tue misericordie durano per sempre. È un riconoscimento, oh Padre, del Tuo grande amore. Perciò noi adoriamo, cantiamo. Noi vogliamo, Padre, vivere questo momento di un modo molto intenso con Te, perché è un'esperienza di vita con Te, oh Padre. È un'esperienza che ho vissuto con Te in modo personale. Perciò io Ti adoro. Io Ti adoro. Io Ti adoro. Tu sei santo, santo, santo. Io Ti lodo, Padre. Io Ti lodo per tutte le meraviglie che Tu hai fatto nella mia storia, nella mia vita. Io Ti lodo, Padre, perché in questo periodo io ricordo la nascita di Gesù, un Dio che si fa uomo e salva la mia vita dalla miseria e mi porta in un nuovo luogo nella gratitudine a Te. Ti ringrazio, Padre, perché iniziare questo culto cantando, adorando, manifestando pubblicamente la mia gioia, la mia esperienza con Te, oh Padre, è una ricchezza che ho ricevuto da Te. E lo Spirito Santo, possa condurmi, oh Padre, conducerci a questa esperienza viva. Grazie. Tu, oh Padre, hai cambiato il mio lamento in danza. Tu hai cambiato le mie lacrime in gioia. Tu hai trasformato i miei momenti bui della vita in una luce che è Cristo. Perciò, Padre, io Ti adoro, io canto, io manifesto questa esaltazione solo a Te. Questo culto è per Te, perché Ti riconosco. Nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém? Possiamo stare in piedi? Cantiamo questo cantico. E se tu hai vissuto questa esperienza con il Signore, canta, apri la tua bocca, che la tua alma possa vivere questa esperienza con gioia. Noi stiamo adorando l'unico e vero Dio. E Lui è presente in mezzo all'adorazione. Noi stiamo vivendo questo momento di cantico e inserindo la nostra alma, il nostro cuore, la nostra vita in una bella e vera adorazione al Signore. Perciò questo cantico è di gioia e allegria, perché Dio ha trasformato. E se Lui ha trasformato la nostra vita, è a Lui tutta la lode e adorazione. Amém. Cantiamo, adoriamo. Gioia. Hai cambiato il mio lamento in danza, mi hai riempito il cuore di allegria. Hai cambiato
i cieli canta la gloria, la Chiesa oggi ti adora per tutte le meraviglie. Adonai, i cieli cantano la gloria, la Chiesa oggi ti adora per tutte le meraviglie. Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Egli è il Dio dell'universo, il Signore della creazione. Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Egli è il Dio dell'universo, il Signore della creazione. Egli è il Dio dell'universo, il Signore della creazione. Egli è il Dio dell'universo, Signore della creazione. Adonai. E io canterò per sempre del tuo amore, Signore. Andiamo? Il fiume del tuo amor per me, dalle montagne al mare va, il cuore apre a te, che guarigione e libertà mi dai. Io vivo nella verità, che ogni giorno gioia dà, e sempre canterò del tuo amore per me. Canterò del tuo amore per sempre. Canterò? Canterò del tuo amore per sempre. Canterò del tuo amore per sempre. Canterò del tuo amore per sempre. Tutta la Chiesa insieme? Il fiume del tuo amor per me, dalle montagne al mare va, il cuore apre a te, che guarigione, libertà mi dai. Io vivo nella verità, che ogni giorno gioia dà, Sempre. e sempre canterò del tuo amore per me. Insieme. Canterò del tuo amor per sempre. Canterò del tuo amor per sempre. Alleluia. Canterò del tuo amor per sempre. Canterò del tuo amor per sempre. Ho voglia di ballare per la gioia che ho in me. Ma se la luce mostrerò, ballerà anche il mondo di gioia come noi. Insieme. Ho voglia di ballare per la gioia che ho in me. Ma se la luce mostrerò, ballerà anche il mondo
amore, perché si è dato a noi, ci ha chiamato per primo, è stato il regalo di Dio per noi, per portarci alla salvezza, per portarci insieme a Dio ancora. E noi vogliamo celebrare questo Dio questa mattina, amen? Lodiamo il nome del Signore, colui che è degno di ogni lode e di ogni onore, il nome che è al di sopra di tutti i nomi, Gesù. E il suo sangue versò per me, che grande amore. Su quella via dolorosa si consegnò. Io non meritavo, Signore, non meritavo, ma la sua grazia mi afferrò. Io mi arrendo al suo amore, io mi arrendo al suo amore, io mi arrendo al suo amore, io mi arrendo, io mi arrendo. Insieme. Dio Emanuele, stella del mattino, agnello di Dio, pane di vita, principe di pace, grande Shaddai, santo Israele, luce del mondo, Galileo, Gesù. Grande Shaddai, santo Israele, luce del mondo, Galileo, Gesù, Gesù, Galileo, Gesù, Gesù, Galileo, Gesù, Gesù. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio non considerò essere uguale a Dio a qualcosa da cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è di sopra di ogni nome, affinché il nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Galileo, Gesù, Gesù, Galileo, Gesù.
stella del mattino, agnello di Dio, pane di vita, principe di pace, grande Shaddai, santo di Israele, luce del mondo, Galileo, Gesù, Gesù, Galileo, Gesù, Gesù, Galileo, Gesù, Gesù, Galileo, Gesù, Gesù. E te lodo, Senhor, perché tu sei degno e io non merito di essere neanche qui, Signore, ma la tua misericordia, Signore, che si rinnova ogni giorno, ci dà l'opportunità, oh Padre, di alzare le nostre mani, di adorare il tuo nome, Signore. E noi insieme come Chiesa, Pai, ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, perché questo mese noi celebriamo che tu sei venuto qui e si è fatto l'uomo, Signore, ha sofferto per noi, per consegnarci di nuovo, Signore, vicino alle braccia del Padre. Tu sei santo, sei l'agnello, santo sei, Signore. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Tutti insieme.
sulla Chiesa. Santo, 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 è Dio onnipotente. Chi era? Chi era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, tutto il mondo canta, la Dio, tutto sei per me, ed io ti adoro. Alleluia, tuo nome, Signore. Noi adoriamo te, noi lodiamo te, Signore. Tu sei il nostro Dio, il nostro Salvatore, Signore, il nostro Emanuele, Dio con noi. E noi lodiamo il tuo nome, Signore. Lodiamo il tuo nome perché noi riconosciamo che senza di te non siamo niente. Riconosciamo, Signore, che tu sei al primo posto nelle nostre vite, Signore. E tu faccia, Signore, che questa verità si rinnovi ogni giorno nelle nostre vite, Signore. Noi vogliamo metterti al primo posto, Signore. Vogliamo dimenticare delle altre cose, Signore, mentre noi stiamo lodando te. Vogliamo fare questo, Signore, perché noi sappiamo che in eterno, Signore, noi loderemo e daremo gloria al tuo nome, Padre. Grazie, Signore, perché tu ci permetti tutte queste cose. Grazie, Signore, perché tu ci permetti di essere qui in questo momento, insieme alla tua Chiesa, a fare questo, mentre tanti popoli non possono fare, oh Padre. Non si possono neanche aprire la bocca, Padre, per dire che tu sei il Re dei Re. E noi lo possiamo fare senza nessun problema, senza andare in carcere, senza soffrire, perché tu ci hai detto, Signore, che nel mondo avremo afflizioni, però tu hai vinto il mondo e noi abbiamo te, Signore, come esempio e noi vogliamo seguire te come esempio, Padre. Lavora dentro di noi, Signore, affinché la trasformazione sia fatta ogni giorno in noi, affinché noi possiamo traspare la tua luce in noi, Signore, far vedere fuori di qui, Signore, che noi siamo Chiesa di Dio, che noi siamo figli tuoi e che noi siamo, abbiamo te dentro di noi, abbiamo te con noi, oh Padre. Lodiamo il tuo nome, Signore, grazie per tutto ciò che fai nelle nostre vite. In nome di Gesù, amen e amen. Potete sedere. Amém. Quanto é precioso, não? Cantar e louvor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Uau! É uma experiência única per noi vivere questa lode, questa adorazione, perché siamo stati trasformati. Quello che io ero, quello che io sono. E proprio su questo che vogliamo camminare questa mattina, riconoscendo la mia persona, quello che io ero quando ho conosciuto Gesù e tutto quello che Lui ha cominciato a trasformare nella mia vita. E oggi io só posso dire che tu sei degno. Amém? Matteo 11, 28-30. Gesù è nato per guarire la nostra anima, Gesù è nato per guarire i nostri dolori. E è Gesù che è nato per guarire tutte le nostre ferite del nostro passato. Sicuramente tutti noi qua abbiamo vissuto nella storia delle ferite molto difficili, ma Gesù è venuto, è Natale, per guarire le nostre ferite. E è prezioso sapere che io ce l'ho una grande speranza che le mie ferite saranno guarite e sono state guarite. Venite a me, voi tutti che siete? Che siete? Ah, non ce l'ha qua la proiezione ancora?
Ho inviato. Ok, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Quando leggiamo questo brano qua, cominciamo a percepire questa ricchezza della parola del Signore. Quello che mi preoccupa tante volte è che la gente, le persone non danno l'importanza e la potenza che la parola di Dio ha nella nostra vita. È questa parola che ci trasforma. Perciò capire Natale è capire che Gesù Cristo, questo Gesù si trasforma, diventa uomo, è il nostro sacrificio e allo stesso tempo prende tutti i nostri dolori e ci guarisce. Perciò che io devo capire la mia vita. Se eu non riesco a capire come era la mia vita era nella miseria. Se eu non riesco a capire che la mia vita, i miei pensieri, le mie azioni, i miei ragionamenti, i miei sentimenti, le mie decisioni, il mio egoismo, la mia superbia era una vergogna. E quando a minha vita era così, arriva Gesù e dice: eu sono qua mansueto, lascia con me e eu transformo la tua vita. C'è un testo in Isaia che dice: la nostra giustizia sono come abito sporco. Ci sono delle versioni che sono molto più forti. La nostra giustizia è come se fosse quello tralcio imundo, non c'è valore. E tante volte noi ci sentiamo giusti e noi non abbiamo nessuna giustizia, è come abito sporco. E questo Gesù che arriva per trasformare la nostra vita, comincia a vedere la nostra situazione e non ci abbandona. Vi lascio un consiglio: dopo che finite questo culto qua, andate a casa e ascoltate il messaggio di ieri sera che è stato fatto con i ragazzi. Un messaggio prezioso su perdono e misericordia. Faccio una pubblicità per dopo, quando arrivate a casa, ascoltate la preziosità di come è stato con la parola del Signore di misericordia e di perdono verso di noi. E perciò noi dobbiamo prendere quella parola di ieri, la parola che il Signore ci insegna, e ricordare la preziosità della mia vita agli occhi del Signore, nonostante quello che io sono. Perciò quando Gesù viene, agisce in un proposito di trasformare la mia vita. Lui è arrivato, ha visto Caio, ha detto: tu non puoi continuare come tu sei. I tuoi sentimenti, i tuoi pensieri, la tua giustizia, il tuo modo, la tua miseria. E Gesù viene per guarire e trasformare la nostra vita. Perciò l'agire di Dio provoca in noi una profonda trasformazione. E come abbiamo parlato all'inizio del culto, e questa profonda trasformazione, la mia risposta è una profonda adorazione a Lui. Perché Lui ha trasformato la mia storia. Io ero nelle tenebre, adesso io sono nella luce. Io vivevo nei dolori, adesso sono stato guarito. Io avevo una vita con amarezza profonda verso tutta la gente, verso le persone. Adesso eu vivo com perdono. Eu avevo una vita triste, adesso ce l'ho la gioia. Io sono uscito dalla solitudine e ho trovato la vita. E tante le altre situazioni che Gesù mi ha trasformato. Perciò Gesù non è un essere religioso. Gesù è una persona viva che è nella nostra storia. Ma io devo permettere che Lui possa continuare a trasformare la mia storia. Perciò la guarigione della mia anima è una liberazione per me. È una liberazione per te. Perciò il popolo che viveva sotto la pressione della giustizia umana e con un forte sentimento di sofferenza interiore ha trovato Cristo Gesù, questa luce, questo consigliere. Perciò che Gesù è arrivato qua, Dio invia suo figlio Gesù per diventare uomo. È un Natale per noi, è un Natale di guarigione. Qualcosa che io non potevo fare, Gesù fa. Perciò che noi viviamo in una società piena di amarezza, una società piena di dolore, una società triste, una società amara, una società persa, e noi siamo trasformati per trasformare questa società. Nós sofremos tanto dolore perché la nostra anima porta tanto peso, tanta sofferenza. E eu vorrei dividere qua questo messaggio e dei punti che ci portarono a vivere questo dolore.
Io parlerò anche della mia vita, della mia storia. Perché dove noi cominciamo a vedere, a vivere questo trauma, questo dolore di anima, dentro della nostra casa, dentro della nostra famiglia, con i nostri genitori. O abbandono, o rifiuto, la sottovalutazione della nostra famiglia verso di noi. Chi di noi già si è sentito abbandonato dai genitori? Chi di noi già si è sentito abbandonato, rifiutato dal papà e dalla mamma? Solo io? E é interessante que na Bíblia te racconta diversi personaggi biblici che hanno vissuto, che vissero delle esperienze simili a nostra. E é interessante vedere che questo registro biblico per far dimostrare, Caio, la tua storia è la storia di Giuseppe, è la storia di Giacobbe, è la storia di Davide. La tua storia è la stessa storia di Gesù uomo. E quando eu comincio a vedere la storia di questo personaggio, eu comincio a inserire la mia vita in quella storia, eu comincio a pensare, ma c'era una soluzione, e c'è ancora oggi. E loro sono stati guariti. E é Gesù ha saputo vivere questa situazione. Anch'io posso essere guarito. Noi eravamo tante volte oggetto di umiliazioni e di rifiuto dai nostri. O nosso rapporto come genitori era um rapporto molto triste, difficile, come aveva Giuseppe, come aveva Giacobbe, come aveva Davide. Um logo que doveva essere um logo de acolhenza, de abbraccio, um logo que doveva essere um logo de appoggio, um logo dove o valore era necessário, fondamentale per la nostra storia, se è diventato um logo di rifiuto per noi. Quanto di noi oggi non vogliamo neanche ricordare della storia della nostra... Como era quando eravamo come bambini di fanciulli lì nella casa. Quello logo di sicurezza si è diventato un logo che io non vorrei neanche ricordare. Già ho raccontato alla Chiesa nella storia, mio papà una volta ha cercato di uccidermi. Ma quello che mi ha creato più trauma non è stato questo, perché in questo periodo già ero convertito a Cristo Gesù. Ma quando eu não ero convertito a Cristo Gesù, mio papà mi paragonava con tutti gli altri, ma io ero sempre lui inferiore. Eu sono cresciuto in una famiglia dove eu ero quello inferiore e paragonato con gli altri. Ah, tu non sarai mai un bravo calciatore. Vedi o tuo amico lá? Lui sa che cosa si fa con la palla, tu non sai niente. Studio, tu sei un competente. Tu non riesci neanche a imparare questo. Vedi l'altro. E questo ha creato dentro di me un dolore, qualcosa molto forte dentro di me. E era una solitudine dentro di casa. E quando vediamo i personaggi biblici, Davide con i suoi fratelli, e loro ridevano di questo ragazzino, bambino. Ma che cosa tu farai con quello gigante? Giuseppe con i fratelli, venduto. Quando vediamo Giacobbe com o fratello e com suo padre, que era lasciato da parte. Quante persone hanno bisogno di passare per un processo di guarigione oggi? Perché la nostra vita c'è questa amarezza e ha bisogno di un profonda trasformazione. Gesù guarisce la nostra anima. E se c'è una persona che è stata guarita, sono io qua. Perché dopo tanti anni, io sono tornato in Brasile per battezzare mio papà. Dopo tanti anni, ho potuto abbracciare mio papà. E nell'ultimo giorno che ho visto mio papà con vita, lui mi ha dato 2 baci. Mai aveva fatto questo nella mia storia. E tutto è stato restaurato, guarito, perché c'era Gesù. E oggi noi stiamo vivendo questa amarezza con le nostre famiglie e noi non vogliamo che Gesù possa prendere cura e guarire le nostre ferite. E quante volte noi portiamo queste ferite, la nostra storia, e stiamo soffrendo. E Gesù è venuto per guarire anche questo punto. Questo fa parte della nostra storia. Perciò che ricordare Natale è ricordare che Gesù è venuto per liberarmi di questo. Lui ha preso i nostri dolori, Lui ha preso i nostri pesi, Lui ha preso tutto quelle le mie situazioni difficili e ha portato sulla croce. E è lì che è stata la mia guarigione. E quando eu riconosco Gesù nella mia vita, e quando eu consegno la mia vita a Gesù, eu dico, Gesù, prendi anche tutto questo mio trauma e guarisci. E Gesù lo prende e fa questo miracolo nella nostra vita. Tu já vissuto questa esperienza?
E è interessante vedere questo personaggio nell'Antico Testamento, la storia di Esaù e Giacobbe, due fratelli che uno voleva uccidere l'altro. Due fratelli che hanno vissuto un'esperienza difficile dentro di casa perché i genitori davano preferenza a un altro. Ma dopo, Genesi 33, 4 e 11. Genesi 33, 4 e 11 dice così: ed Esaù gli corse incontro con la spada per uccidere Giacobbe. Ed Esaù gli corse incontro, abbracciò, gli si gettò al colo, lo baciò e pensero. Versetto 11. Ti prego, accetta il mio dono, adesso è Giacobbe qua con Esaù. Accetta il mio dono che ti è stato presentato, perché Dio è stato molto buono con me e io ho di tutto. E tanto insistette che Esaù lo accettò. Giuseppe, Genesi 45, 5. Giuseppe disse ai suoi fratelli: vi prego, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono e ele disse: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fossi portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiace di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Di chi apparteneva l'iniziativa? Di chi ha commesso l'offesa o chi ha subito quello dolore? Di quello che ha subito dolore. Di quello che ha subito dolore. E è interessante che Giacobbe, che Esaù, che Giuseppe stavano dando dei regali a loro. E è interessante che Esaù vai ai piedi di Giacobbe e bacia. É interessante que c'è un abbraccio con le lacrime. E será que non è un momento che noi dobbiamo fare questo con le persone che ci hanno ferito nella storia? È ritornare a casa e andare di là e portare dei regali, abbracciare, baciare e manifestare questo perdono. È lì che c'è la guarigione della mia anima. Perciò Gesù è venuto per perdonarmi, per manifestare quello che veramente io dovevo vivere una nuova vita in Lui. Portare Gesù tutti i nostri pesi e ferite. E lì io comincio a avere il coraggio e il perdono. E adesso sono libero per vedere i miei e dire: io ti amo, io ti abbraccio, io ti bacio, io prendo i tuoi piedi e ti mantengo dentro di me. Natale è questo. Perciò se noi non viviamo questo, noi cominciamo nella nostra vita a usare delle maschere e essere quello che io non sono. Perché noi vogliamo trasmettere all'altro un coraggio, una forza, una capacità, ma dentro del mio cuore c'è amarezza. E noi cominciamo a inserire le maschere. Le maschere sono usate per nascondere i miei dolori. Le maschere sono usate per nascondere la mia malattia. Le maschere sono usate per nascondere la mia amarezza verso gli altri. E tante maschere noi usiamo. La maschera del sorriso, quando il mio cuore è triste. La maschera di un attivismo di fare tante cose, quando io sono a rischio di amore. La maschera dell'inganno, quando non vogliamo affrontare la verità. La maschera della falsa saggezza, che noi sappiamo di tutto, perché noi non vogliamo umilhar-se davanti a quello che ci hanno feito. Giuseppe, e é interessante quando eu estava preparando questa mensagem, Giuseppe era em Egito. Giuseppe era nascosto em Egito. Giuseppe è rimasto in Egitto lì prima che arrivassero i suoi fratelli, circa 13-15 anni. Giuseppe poteva ritornare alla sua terra e abbracciare suo papà e i suoi fratelli in quel periodo di 13-15 anni? Sì o no? Poteva. E lui non è andato. Perché c'era amarezza nel suo cuore. E lui poteva andare nella sua terra, nella sua casa e ristabilire tutta la comunione con la sua famiglia. Lui era il governatore, era l'autorità più alta sotto il solo faraone. E poteva prendere di carrozza e di carri e poteva portare i soldati come sicurezza e arrivare nella sua famiglia là e dire: sono venuto qua per abbracciarvi, per portare dei regali perché voi state soffrendo la fame. Ma Giuseppe c'era una maschera di governatore.
E questa maschera di governatore perché lui aveva amarezza nel suo cuore. Giuseppe era nascosto in Egitto. E questa maschera di governatore davanti ai fratelli, perché nel primo momento lui ha visto i suoi fratelli, ma si presenta come governatore. Io sono l'autorità. E adesso ti lascio qua e gli altri potete andare. È la maschera dell'autorità, del potere. Ma dentro di sé era un dolore profondo di amarezza che non voleva perdonare i suoi fratelli. Questo era Giuseppe. Perciò che Gesù ci insegna che eu devo essere quello che io sono. Qual è a tua máscara que tu stai usando oggi? Nós dobbiamo togliere questo e affrontare questa realtà. Toglie la superbia, toglie l'orgoglio. Dobbiamo togliere tutta questa maschera di essere quello che noi non siamo. Eu devo riconoscere que o problema é com me. O problema não era com meu papá. O problema era com me. O problema não era com lui. O problema era Caio. E quando eu comincio a riconoscere que o problema é Caio, sono io, é lì comincia o processo di guarigione. Perché eu devo dire nome. I miei sentimenti di amarezza devo diventare perdono e gentilezza. Perché se non c'è il perdono e la gentilezza, ancora c'è il dolore dell'amarezza. Romani 12, 3 e 17 dice: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini, compreso quello che mi hanno ferito. Una anima guarita serve e conosce i suoi limiti, e la guarigione è togliere le maschere che io sto usando. L'altro punto del pericolo di non vivere questa esperienza della guarigione è che oltre a usare le maschere io sono una persona aggressiva. E o meu parlare è forte, o meu parlare aggredisce, o meu parlare ferisce, o meu parlare è duro. Efesini 4, 31, la parola dice: via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, via da voi ira e clamore e parole offensive, con ogni sorta di cattiveria. L'anima malata aggredisce. L'anima malata si sente sempre perseguitata. Perché se eu vedo una persona come era meu papà, anche lui, eu comincio a vedere negli altri quello che ho vissuto nel mio passato. Una anima malata, la sua difesa è aggredire le persone. Le parole sono dure, le parole sono di offesa, perché sembra che tutti sono contro di me. Quante volte tu già hai vissuto questa esperienza? Tutti mi perseguitano, perché io ho un problema. O problema sono io che non ho versato sulla croce questa storia, su Cristo Gesù. Lo sguardo di una persona è sempre critico e vede l'altro come un passato di sofferenza nella mia storia. Una persona troppo critica ha un'anima che ha bisogno di guarigione, di liberazione. Quando sono critico, io cerco di distruggere. E devo sentire che questa mano di Cristo è per liberarmi di questo. Natale non è solo un spirito natalizio nella settimana di Natale, no. Natale è una liberazione cambiando le nostre parole, cambiando il nostro atteggiamento, lasciando Gesù trasformare il nostro parlare, avere un cuore plasmabile. Se la parola afferma, io ubbidisco. E quando a parola afferma, io ubbidisco, io sarò trasformato, perché la parola di Dio ha il potere di trasformare la mia storia. Marco 3,5 dice così: allora Gesù, guardateli tutti intorno con indignazione, rattristato, perché cosa? Per la durezza del loro cuore, perché non volevano essere trasformati, non volevano essere guariti. Lo sguardo di Gesù era rattristato, perché era una gente che non voleva la trasformazione, la vera trasformazione con Gesù. E attenzione, dimenticare non significa guarire. Distanza non guarisce l'anima. Tempo non cancella i miei dolori. La vendetta non guarisce la mia anima.
o falso ravvedimento não transforma l'anima mia. Non è perché io sono in Italia, perché eu não me ricorderò del mio passato. E se não fosse o perdono, era com l'amarezza. La distância não cambia. O tempo não cambia, sono 50 anni. O tempo não cambia. E tante volte noi usiamo questa scusa, ma la distanza, o tempo, io dimenticherò. Ma l'anima è ferita ancora. Eu devo versare su Gesù questo. O processo di trasformazione è Gesù. E qua c'è un processo che io devo aprire o cuore a Lui. Genesi 45:2. Che cosa dice lì? Genesi 45:2. Che cosa dice? Alzò la voce. E alza la voce. Come là? Alzò la voce piangendo. Chi fece questo? Giuseppe. Quando è stata l'ultima volta che tu alzò la voce piangendo per guarire la tua anima? O processo di guarigione è questo. Io grido, mio Signore. Signore, la mia anima è triste, io sono ferito. Io piango. Una anima ferita confida no Signore e parla con Lui, apre o cuore. Ieri eu estava estudando a história de Ana com 2 pessoas. E é interessante que Ana abre o cuore e confessa ao Senhor e confessa a sua história, a sua sofferenza. Ana parla com Dio. E dopo che lei apre o cuore, o Senhor piangendo, e rimasta ali tanto tempo in quella storia, lei esce serena, perché la sua anima era guarita. Ossia, quando eu comincio a piangere davanti ao Signore, io riconosco che sono io che devo liberarmi di questo. Perciò o grande psicólogo Gesù ascolta e in quel momento prende o meu dolore e lo porta. É a minha experiência de fé, é a tua experiência de fé, é a nossa experiência de vida. Perciò o pianto di Giuseppe foi uma dimostrazione che non c'era più nessuna maschera. In quel momento, quando lui alza la voce e comincia a piangere, lui ha tolto la maschera di governatore e si ha fatto vedere ai suoi fratelli come un fratello. Io sono come voi. Io sono il vostro fratello. Ha tolto la maschera della superbia, dell'orgoglio, del potere, del dominio. Fuori! Piange! E adesso io sono tuo fratello. Io sono il vostro fratello. O pianto di Giuseppe fu una dimostrazione che non c'era nessuna maschera. Piangere insieme a quelli che ti hanno ferito. E lui piangeva con quelli che lo avevano ferito. Era Esaù e Giacobbe. Era lì che loro piangevano. Era lì che era la guarigione. Perciò è molto importante confessare e dare nome. Che cosa che cosa Giuseppe ha detto ai suoi fratelli? Voi mi avete venduto all'Egitto. Eu devo confessare. Eu devo dire. Eu devo aprire o meu cuore. Eu sono stato ignorato dai miei genitori. Era o pianto qui di Esaù. O meu fratello era più importante. Sono stato escluso di quella festa. Io ho un'amarezza con questa persona. Il problema sono io. Mio marito, mia moglie mi hanno abbandonato. Qual è il nome della tua amarezza? Qual è il nome del tuo trauma? Qual è il nome del tuo dolore? Confessa a Gesù con le lacrime. E è questo che fece Giuseppe, Giacobbe e Esaù. Era questo, restaurare e ristabilire. Quando esistono questi nomi, significa la confessione. La confessione della mia sofferenza. Quando lui guariva, lui prima sempre domandava, Gesù, sempre domandava alla gente, che cosa vuole che io ti faccia? Ma Gesù, tu non vedi che sono cieco? Che cosa vuoi che io ti faccia? Ma Gesù, tu non vedi che io in questa situazione sono leproso? Che cosa vuoi che io ti faccia? Gesù vuole ascoltare dalla mia bocca, della mia anima, i miei dolori. Io non posso nascondere questo. La mia figlia è morta, Gesù. Meu servo está morendo.
E loro confessava. E lì entrava la guarigione di Gesù. Tu devi confessare i tuoi dolori. Tu devi confessare le tue ferite. Perciò quali sono i tuoi dolori? Mettili fuori. Confessa liberazioni. Confessa per sentire la guarigione. E l'ultimo punto che eu vorrei fermarmi adesso è un punto importante adesso. Vá e prende l'iniziativa di guarire. Genesi 45, 4. Giuseppe disse ai suoi fratelli, che cosa disse? Vi prego, avvicinatevi a me. Prenda iniziativa. Chi ha i dolori è quello che deve fare il passo. Gesù aveva i dolori dei nostri peccati. Tutte le nostre offense sono andate a Gesù. Dio ha inviato il suo figlio. Ha preso l'iniziativa. E Cristo Gesù viene come il nostro Natale. E dopo si diventa la nostra Pasqua. E va sulla croce. L'iniziativa è stata da Dio. Non era mia. Chi ha offeso sono stato io a Dio, con i miei peccati. L'iniziativa fu divina. Dio aveva i nostri dolori e le nostre offense. Dio aveva tutto questo. Perciò Natale è vedere che questa iniziativa è da Gesù, è da Dio, per i tuoi dolori. Adesso sono io che devo prendere l'iniziativa e andare verso quelli. E non per rinfacciare, è per piangere, è per dare regali, è per baciare e abbracciare. È lì che c'è la perfetta guarigione che Gesù ci insegna. La nostra mentalità umana è diversa. La nostra mentalità umana dice, sono loro che devono venire da me. In Cristo, sono io che devo andare da loro. La mentalità di Cristo cambia. Siamo noi che dobbiamo andare a baciare e abbracciare. Gesù Natale, Gesù ci insegna questo. Sono io che devo prendere l'iniziativa. Se la tua anima è ferita, c'è una speranza. E come abbiamo cantato il primo cantico, ha cambiato il mio dolore in danza. Quali sono i tuoi dolori? Natale è guarigione. Natale è danza di ringraziamento a Lui. E questo Natale io devo vivere questa esperienza con Cristo Gesù. Se tu hai un dolore, se la tua anima è ferita, se tu stai usando máscara, se tu sei critico e aggressivo, che tu possa adesso andare lì e baciare e abbracciare e cominciare a vedere la guarigione della tua anima. Gesù fece questo per te, fece questo per noi. Adesso sono io. Gesù guarisce la nostra anima ferita. Preghiamo. Ti ricordi di qualche nome, di qualche persona? Lo Spirito Santo rivelò. Lo Spirito Santo rivelò. E se lo Spirito Santo rivelò, adesso è con me. Mettere in pratica la parola di Dio è una grande sfida, perché è contrario a quello che io desidero. È completamente contrario a quello che io penso. Ma la parola di Dio mi insegna la guarigione. La parola di Dio mi insegna la trasformazione. Perché serbare rancore e amarezza se Cristo Gesù mi ha dato l'opportunità di liberazione? Noi siamo liberi per adorare, per gioire. Hai cambiato il mio dolore in danza. Io non posso continuare con i dolori che mi fanno una persona triste e sofferente. Se tu stai adesso in preghiera parlando con Gesù, Lui sta ascoltando. E come abbiamo visto nella storia, questo personaggio diceva un nome, il fatto, con le lacrime.
Se tu vuoi una guarigione, parli con Gesù. E non lasciare per dopo questa strada di riconciliazione. Non lasciare per dopo. Di approfittare questa settimana, questo periodo, di portare dei regali a queste persone che tu stai soffrendo. Grazie, Padre. Grazie perché tu mi hai liberato. Adesso posso danzare, cantare, glorificarti, adorarti perché tu mi hai liberato. Tu hai preso i miei dolori. Grazie. Che oggi sono una persona libera. Io posso guardare queste persone e vedere uno sguardo d'amore. E è quello che tu fai. Grazie. Nel nome di Gesù. Tu hai cambiato o meu lamento em dança. Amém, Senhor. Per finire, posso dire com toda a segurança quanto è stato prezioso quello abbraccio, quello due baci ricevuto da mio papà quel giorno. Mi ricordo il luogo, il momento, perché lì c'era una profonda dimostrazione di guarigione. Non lascia per dopo. Questa esperienza si chiama liberazione. Questa esperienza significa vita. E è la vita abbondante che Cristo ci ha promesso. Amém, Chiesa? Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare? Che sarà quale cantico? Ia ser Galileu, mas adesso não sei o que será. É um canto de adorazione no nostro Dio. Nós vogliamo cantare, ma vogliamo offrire le offerte alle decima. Nós siamo liberi per questo, per donare. Nós siamo generosi. Tante volte nós siamo tirchi in questa area, ma Gesù mi ha dato tutto. E facciamo questo con gioia e con allegria. Chiesa, prima di fare questo momento, un momento importante. Questa settimana una sorella della nostra chiesa mi ha chiamato e mi ha raccontato la sua storia. Questa sorella ha la sua pensione in Russia e da più di 2 anni che lei non riceve niente della sua pensione. Questa sorella è stata investita in un incidente stradale e ha avuto non so quante fratture nelle gambe. Eu sembra che è una al giorno, 365 mi sembra tantissimo. E ha perso anche la sua disoccupazione e l'assicurazione non ha ancora pagato niente. Lei mi ha chiamato, Pastore Caio, devo pagare il mutuo o posso perdere l'appartamento? Devo pagare o condomínio, la spesa condominiale? Sto affrontando questa situazione. Che cosa la Chiesa può fare? E quando parlo Chiesa, non parlo la organizzazione, istituzione Chiesa Battista Agape. Siamo noi, io, te. Perciò se tu vuoi fare un'offerta a questa sorella, basta scrivi lá, offerta a una sorella. E noi passeremo direttamente a lei. È una spesa non poca. E noi dobbiamo, come fratelli, aiutare. Noi siamo Chiesa. Noi siamo fratelli, sorelle. E così, questo momento di offerta e decima che noi faremo al Signore, all'opera del Signore, se Dio ha parlato con te, prenda una busta, scrivi o nome. Pode escrever sorella. Não serve escrever o seu nome. E nós estaremos passando completamente. Lei mi ha chiesto entro 30 gennaio. Qualcosa dobbiamo fare per la nostra sorella. Ok? È così la Chiesa. È così la Chiesa. Non possiamo... Abbiamo tutto. Stavo parlando com o fratello prima di iniziare il culto. Noi abbiamo una Chiesa preziosa. Nós stiamo qua tutti lavorando. Stiamo bene. Ma c'è una sorella che sta soffrendo. È con noi. Offriamo, cantiamo, adoriamo e siamo liberi per il Signore. Amen? Amen. 3, 2, 1, non so quale Adonai. cantico. Adonai.
Chi comincia? Oh, io? No. Hai cambiato il mio lamento in danza, mi hai riempito il cuore di allegria. Hai cambiato il mio lamento in danza, mi hai riempito il cuore di allegria. Per questo ti loderò, oh mio Dio, gloria mia. Sempre te canterò, oh mio Dio, gloria mia. I cieli cantano la gloria, la chiesa oggi ti adora per tutte le meraviglie. Adonai, i cieli cantano la gloria, la chiesa oggi ti adora per tutte le meraviglie. Adonai, Signore, grazie, oh Padre, perché tu sei un Dio buono, Signore. Tu sei un Dio che si ricorda di noi, tu sei un Dio che è con noi e ci dà, Signore, la capacità, Signore, ci dà il sostegno, Signore, tutto ciò che noi abbiamo bisogno. Noi vogliamo chiederti, Signore, che tu possa benedire, Signore, la tua Chiesa, oh Padre, versare su ogni famiglia, Signore, una sorta di benedizione, oh Padre, materiali, spirituali, che tu possa, Signore, far crescere, Signore, anche la tua Chiesa, Signore, davanti a te. Oh Padre, che tu possa, Signore, benedire quella sorella che ha bisogno, che noi possiamo anche durante la settimana, Signore, che toccare, che il tuo Spirito Santo possa toccare i nostri cuori, che noi possiamo ascoltare ciò che tu hai detto, che noi dobbiamo prendere cura delle vedove, di quelle che hanno bisogno. Signore, è la tua Chiesa che deve prendere cura di questo, è il tuo insegnamento, Signore, un'ordinanza tua, e noi lo vogliamo, Signore, fare questo. Lodiamo il tuo nome, Signore, ti ringraziamo per tutto ciò, per la settimana che è passata, e ti chiediamo che tu possa continuare, Signore, a parlare ai nostri cuori e a trasformare le nostre vite. E in nome di Gesù noi ti lodiamo e ti ringraziamo. Amen. Ok. Potete accomodarvi, ok? Tutto a posto? Le avvisi? Ok. Agape Kids, cos'è? Ministero Agape, ok? Abbiamo bisogno di Emanuele, di monitori. È questo? Si parte a ottobre, già iniziato, è scuola di musica, chitarra, batteria, e gli altri strumenti, vocali. Ok, canto, no? Canto. Ok, potete parlare con la Jacqueline, Walter qua. Ok, grazie a Dio sta andando. Siamo grati al nostro Signore. Prossimo avviso. Ok, il 25 abbiamo il nostro culto di Natale. Saranno tutte le nostre sedi, Padova, Belluno, Conegliano, insieme a 4 avviso. Sarà alle ore 18, ok?
Così invitate un amico e un nemico per stare qua con noi. L'altro avviso. Finito? Ok. Non dimenticare questo che ho parlato di questa sorella. Qualcosa potete parlare con me. C'è qua un mercatino che è solidale, che noi facciamo lì. Il ricavato di tutto questo noi portiamo a un'opera sociale, ok? E va in Zimbabwe, va a Porta Aperta, Compassion. Così è una chiesa che appoggia tutto il lavoro fatto qua in chiesa durante l'anno e adesso le sorelle offrono questo lavoro per opera sociale e noi possiamo prendere questo. C'è una lotteria lì, se tu non hai preso un numero, 5 numeri, 2 numeri, per favore potete parlare lì. Ah, pastor non ha portato soldi, ma c'è anche la macchinetta, ok? Si può prendere con la carta di credito, non c'è nessun problema, ok? Ok, Natale, Capodanno, il culto sarà il 31 alle 10 a Treviso e a Belluno, ok? È un culto di ringraziamento al nostro Dio per l'anno. Abbiamo vissuto delle meravigliose esperienze con il nostro Dio e vogliamo vivere questo culto di ringraziamento dalle 10 a mezzanotte. Mezzanotte possiamo adesso fare le altre cose, giocare, tante le altre cose qua in chiesa e anche a Belluno. Perciò è il bello della gratitudine di un popolo per quello che Dio ha fatto nella storia di questo anno, ok? Culto di Capodanno, Natale, ok? Ciao, buona settimana, buona domenica, Dio vi benedica.